La 48esima edizione del Premio Telamone giunge al suo epilogo, confermandosi ancora una volta una delle più longevi e autorevoli manifestazioni dedicate alle personalità che hanno onorato la Sicilia con il loro talento e il contributo alla crescita del paese. La manifestazione ha voluto rappresentare un momento di incontro, di dialogo, un invito a riflettere sul significato del successo e sul ruolo che l'impegno quotidiano riveste nella costruzione di comunità solide e consapevoli. A ritirare quest'anno la statuetta del Telamone sono stati la Presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana Maria Aronica, il CEO del gruppo Sicur Transport Luciano Basile, Gloria Giorgianni, produttrice cinematografica e fondatrice di Anele, Cristina Grasso, esperta di gestione del patrimonio storico-culturale, l'imprenditore Andrea Passanisi, fondatore di Sicilia Avvocato, il cantautore Pippo Pollina, il cavaliere del lavoro Agostino Randazzo, presidente del gruppo siciliano dei Cavalieri del Lavoro, il presidente dell'Università Core di Enna, Cataldo Salerno, l'artista Igor Scalisi Palminteri, la scrittrice Aurora Tamigio e Simeone Tartaglione, docente di direzione d'orchestra presso la New York Symphony Orchestra. La manifestazione è stata condotta dalla giornalista Margherita Trupiano, con gli interventi artistici di Rosa Mandacchia, la poetessa Giuseppina Mira e il pianista Valentino Taormina. L'edizione del Premio Telamone è un'edizione sempre molto affascinante anche per la caratura dei premiati, diremo uno dei premi più validi rispetto ai tanti che si fanno ad Agrigento. Il nostro premio ha una storia e lungo questa storia portiamo ad Agrigento personalità certamente di primissimo piano che fanno onore alla terra siciliana, quindi Agrigento diventa la capitale dell'incontro delle menti eccelse che lavorano nel silenzio nell'interesse della comunità siciliana e soprattutto per dare sviluppo a questa terra tanto chiacchierata, ma che ci sono tante menti che lavorano profondamente per cambiarla. Quindi noi siamo lungo questa strada e speriamo bene per il futuro. Tante teste vuol dire che ci sono tante intelligenze. Ecco, è una scelta accurata che lei fa insieme al suo staff nel corso dell'anno. Sì. Ecco, su quali criteri, Presidente? Noi li seguiamo attraverso la stampa, attraverso la radio, la televisione, attraverso le pubblicazioni e poi facciamo una riunione e facciamo una selezione di tutte queste persone che meritano il premio. Non solo siciliani, anche gente di fuori, ma che ha origine, diciamo, nostrana. Il nostro statuto prevede che ci siano anche persone che si battono per la Sicilia, anche se non sono siciliani, e quindi è un modo per ringraziarli per il loro impegno, per la loro attività a favore del nostro territorio. Ha una grossa valenza perché è un riconoscimento dato a chi sostiene l'economia nazionale e quindi mi è particolarmente gradito, mi è particolarmente caro, anche perché l'ha avuto 30 anni fa mio padre, l'ha ricevuto mio padre e quindi sono doppiamente onorato. Ma non soltanto nella nostra città, direi in Sicilia, 48 edizioni la dicono lunga sulla longevità della manifestazione, ma anche sulla qualità che essa rappresenta, vedendo effettivamente tutti coloro i quali nel corso dei decenni sono intervenuti. Ecco, che ricordo porta di Agrigento di questo momento? Ma Agrigento, io ho un rapporto personale, nel senso che ho tanti amici qua, anche musicisti, il maestro Francesco Buzzurro, grande chitarrista agrigentino, ma poi essendo appassionato di archeologia mi trovo diciamo, davanti ad un reperto importantissimo della storia dell'Agrigentino, non soltanto dell'Agrigentino, ma di tutta la Sicilia. Quindi per questo motivo, per motivi diciamo così, di passione archeologica ci venivo molto spesso e vi faccio un ritorno sempre con grande piacere. Sì, è un premio molto importante, sono molto onorata di riceverlo, sono felice fra l'altro perché siamo alla conclusione delle riprese di un film siciliano girato a Palermo sulla vita di Biagio Conte, che è un altro grande siciliano che ha preso questo premio. È un premio che racconta l'eccellenza siciliana, i valori veri
di una Sicilia che va raccontata di più e meglio, cercando di portare alla luce le diversità che ci sono e tirandola fuori dalla dialettica mafia e antimafia dentro la quale è spesso ridotta nel racconto televisivo e cinematografico. Quindi è quello che io sto cercando di fare con la mia società, sono onorata di questo premio che è un segno che forse qualcosina si sta costruendo. Dove lo vedremo, signora? Il film è un film per Rai Fiction, quindi lo vedremo su Rai 1 e soprattutto ha il patrocinio del comitato del Ministero della Cultura per le celebrazioni di San Francesco e quindi sarà l'unico film che racconta il San Francesco moderno dei nostri tempi, che è stato Biagio Conte. Sono felice di poter portare su Rai 1 questa storia, questo personaggio che noi siciliani conosciamo e amiamo tanto, ma che fuori dalla Sicilia è poco conosciuto e che ha creato una realtà di solidarietà, di comunità veramente rara. Oggi più che mai è fondamentale fare un racconto che metta al centro il riconoscimento dell'altro, del diverso, l'accoglienza, la comunità. Biagio Conte è stato questo, ha fatto questo e l'ha fatto nel cuore della Sicilia. Professore, lei ha ricevuto oggi questo riconoscimento del Telamone d'Oro perché anche per la sua attività della Core, insomma, lei ha portato la Core a un livello molto alto delle università siciliane. Credo di averlo ricevuto essenzialmente per la Core e per la squadra che è dietro di me, perché non si realizza un progetto così importante e con questo livello di successo senza una grande squadra alle spalle che lavora insieme, che lavora all'unisono e che ha idea, contezza e condivisione del progetto. Università che crescerà, immagino, nel futuro con nuovi progetti, se ti anticipa qualcuno? Stiamo già crescendo moltissimo quest'anno, in modo particolare abbiamo incrementato del 50% i corsi di laurea, siamo praticamente leader nella formazione per le professioni sanitarie, stiamo crescendo in medicina, avremo finalmente le prime lauree quest'anno dopo 6 anni di corso che sta andando avanti brillantemente, e abbiamo altri progetti che riguardano anche processi di internazionalizzazione sia di iniziative verso di noi che di iniziative promosse da noi. Sì, sicuramente un premio che mi fa onore, visto i predecessori che ha avuto di grande spessore, quindi sono molto contenta del premio Telamone. È un incarico di magistratura un po' particolare il suo, no? Sì, perché abbiamo competenza su tutta la Sicilia, si controllano le gestioni, i bilanci, i rendiconti, la regolarità finanziaria. Un mestiere difficile, insomma. Un mestiere difficile, si controllano enti locali, la regione pure. Quando arrivano le vostre comunicazioni sono dolori. Ma si spera di poter indirizzare più che altro l'amministrazione, anche proponendo misure correttive che siano attuate. Ecco, in Sicilia ci sono molti casi di male amministrazione che voi rilevate solitamente? Beh, come procura, quando ero in procura sicuramente sì, ci sono insomma, parecchi danni pubblici, milionari pure, soprattutto nell'ambito dei contributi pubblici a privati, negli appalti, negli carichi, insomma tante tipologie di danno, diciamo. Sì. Questo quando ero in procura ovviamente, perché là si perseguivano i danni erariali. Ora si fa un'attività diversa di controllo sulle amministrazioni, quindi sulla gestione anche in corso. Benissimo, grazie.